Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo hanno bussato alla porta di Ronny Levakovic, il 25enne accusato di omicidio stradale per aver provocato lo scorso marzo un incidente nel quale persero la vita Preganziol, Mara Visentin e Miriam Cappelletto. Indagata è la convivente così come altri suoi familiari, lo zio ed un parente. L'avvocato di Levakovic, Francesco Murgia, parla dell'operazione scattata ieri mattina all'alba. Io nei capi di imputazione che ho esaminato trovo due fatti singolari. Il primo che ci riferisce sempre l'imputazione a promesse, il secondo che si riferisce a comportamenti che risalgono nel tempo perché le assegnazioni sono anche molto risalenti nel tempo. Non trovo nessun atteggiamento corruttivo diretto, vero è che la norma punisce la promessa, ma la punisce quando accettata. Ora, io credo che in questo caso dobbiamo essere tutti estremamente cauti nel capire se si è trattato di un malcostume sociale o di fatti di reato. Fra i nomi noti coinvolti in questa inchiesta spunta quello dell'ex consigliere comunale Enrico Renosto, che non risulta però formalmente indagato, non ha infatti ricevuto alcun avviso di garanzia, ma ha ricevuto un avviso di proroga di indagine. 30 invece sono le persone, per lo più di etnia rom, indagate per i reati di corruzione e abuso d'atti d'ufficio. Sotto inchiesta anche 5 dipendenti comunali. I carabinieri nelle perquisizioni di ieri hanno sequestrato anche numeroso materiale cartaceo e informatico. L'avvocato Fabio Crea, il legale di alcune delle persone indagate come gli intermediari che avrebbero, secondo gli investigatori, fatto pressioni negli ambienti municipali per ottenere le assegnazioni di case in cambio di promesse di denaro o di altri beni. Secondo quanto mi è stato riferito in maniera abbastanza decisa, non vi è mai stato alcun passaggio di denaro o di altra utilità per cui manca il presupposto della condotta corruttiva e quindi del reato da parte loro e ovviamente da parte del pubblico ufficiale. In questo senso intendono immediatamente chiarire la loro posizione davanti al pubblico ministero e agli inquirenti. Indagini che sono tutt'altro che terminate. Nei prossimi giorni verranno controllati tutti i documenti sequestrati e potrebbero spuntare altri nomi fra gli indagati.